Parliamo di rugby. Siamo in collegamento con Umberto Casellato, head coach del Mogliano Veneto Rugby. Innanzitutto, coach, salve e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, naturalmente, coach. Allora, coach, domenica giocate la prima partita ufficiale di questa stagione, la prima giornata del girone di Coppa Italia, contro il Petrarca e il Mogliano giocherà in quel di Padova. Sì, assolutamente sì. Abbiamo la prima, dopo un lungo prestagione, abbiamo fatto 3 partite ufficiali, ci siamo preparati per questo inizio di Coppa Italia che per noi è molto molto impegnativo. Abbiamo prima la trasferta di Padova, poi la trasferta di Rovigo e poi iniziamo il campionato, la prima trasferta a Viadana, quindi i top team in un mese li facciamo tutti. È un po' difficile, ma cerchiamo di concentrarci e di trovare, di cercare le risorse per combattere e per un po' essere scomodi come squadra. Lei prima accennava alla prestagione, ecco, dal punto di vista della preparazione, come arrivate a questo primo derby stagionale? Parlando sempre della partita contro il Petrarca Padova. Arriviamo bene, abbiamo lavorato abbastanza bene, come volevamo, abbiamo avuto a disposizione molti giocatori, anche quelli della nostra cadetta, quindi tanti giocatori, una squadra molto molto giovane, abbiamo molto entusiasmo, abbiamo fatto una buona partita, la prima partita con le Fiamme non bene, la seconda col Vicenza molto meglio e col Viadana, seppur è arrivata una sconfitta, abbiamo tenuto il campo con una squadra di un'altra caratura, e abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo fatto delle cose positive anche con il Viadana. Che cosa invece andrà corretto, fermo restando che si tratta appunto di una pre-season, quindi di una preparazione? Sì, abbiamo sicuramente da migliorare un po' in fase realizzativa. Abbiamo prodotto molte volte un gioco però sterile. C'è sicuramente da migliorare la difesa da drive e anche il drive in attacco. Questa settimana ci siamo soffermati su queste due o tre cose che in prestagione non erano andate al massimo, e adesso vediamo con questi test molto molto provanti, questi 2 primi test di Coppa Italia, per prepararci a arrivare alla prima partita di campionato a Viadana nel migliore dei modi. Come ha detto lei, sarà subito una prova appunto difficile per voi. In particolare, su quali situazioni di gioco dovrete fare maggiore attenzione? Penso sicuramente la fase statica, quindi sia Mischia che Tush. Il Petrarca sono arrivati a giocare a Padova dei giocatori importanti, vabbè, uno fra tutti degli avanti Minervino, un forte giocatore argentino che era in forza a Piacenza, che può ricoprire il ruolo di pilone sinistro, pilone destro e tallonatore. Lì saremo sollecitati molto sia in mischia chiusa che nel drive avanzante. Cerchiamo, ripeto, ci stiamo concentrando, stiamo cercando di studiare bene la partita e le contromisure per poter dir la nostra a Padova. In tal senso, tornando al suo Mogliano, quanti uomini ha a disposizione per questa partita?
A questa partita abbiamo, vabbè, ci sono 2 o 3 infortunati, però abbiamo la rosa al completo, quindi possiamo scegliere i migliori giocatori da mettere in campo. E questo è un bel vantaggio perché siamo veramente al completo. Questo ci dà ancora più fiducia per affrontare questa partita veramente difficile. E quindi coach, che tipo di squadra ha in mente in particolare? A livello non solo di giocatori, ma anche proprio come atteggiamento, come mentalità? Vogliamo andare in campo, essere propositivi, fare un rugby positivo, giocare molto il pallone, giocare ovviamente quando ci sono le condizioni per farlo, non giocare così a caso, essere in campo e andare noi incontro alla partita e non aspettare la partita che ci venga incontro. Vogliamo essere in questa stagione, vogliamo veramente far qualcosa in più di quello che abbiamo fatto. L'altro anno siamo stati uno dei peggiori attacchi del campionato. Abbiamo lavorato tanto in prestagione l'attacco, la fase offensiva. Dobbiamo ovviamente riconfermare la miglior difesa del campionato che eravamo la scorsa stagione. Dobbiamo alzare la fase offensiva e mantenere la fase difensiva. Un equilibrio che non è facile, ma stiamo lavorando per avere queste performance. Lei prima accennava al fatto che, troveranno spazio appunto i migliori giocatori per la partita contro il Petrarca. Potrebbero magari in alcuni momenti, in alcune situazioni di gioco, trovare spazio anche i giovani o coloro che hanno partecipato alle recenti amichevoli? Assolutamente sì, perché è una regola della Coppa Italia che dobbiamo avere 8 under 23 nei 23 a lista gara, quindi sicuramente ci sono, anzi noi ce ne avremo qualcosa più di 8 under 23 perché abbiamo una squadra veramente giovane giovane e siamo orgogliosi di questo perché questo deve essere il Mogliano, dare un'opportunità ai giovani che magari non sono entrati subito nei centri di formazione e nelle nazionali. Quindi con il nostro campionato, con la nostra squadra, questo è l'obiettivo, cercare di dare un'opportunità a questi ragazzi per poter poi giocare con Benetton per primo e poi con le Zebre anche. Chiarissimo. E dunque per averci parlato del prossimo importante impegno del Mogliano Vento che giocherà a Padova contro il Petrarca nella prima giornata del girone di Coppa Italia, ringraziamo di cuore Umberto Casellato, head coach del Mogliano Veneto Rugby, per essere stato con noi. Grazie a voi e buona giornata.